Dunque, io parlerò di acqua questa sera e in modo particolare di acqua della Roggia Contarina. All'interno del fenomeno economico-culturale della civiltà di Villa, l'acqua occupa un ruolo di fondamentale importanza. D'altra parte lo riconosceva lo stesso Andrea Palladio quando consigliava ai proprietari di villa che volessero scegliere un sito dove costruire la loro villa, appunto, di fare attenzione a che nel sito fosse presente questo elemento. D'altronde, se la villa non era solo la dimora una dimora domenicale dove il proprietario poteva andare a passare il suo tempo libero e invitare i propri ospiti e rappresentare degnamente la famiglia, ma era anche il centro di un'azienda agricola che doveva produrre, si capisce subito che l'acqua aveva un ruolo fondamentale. E viene immediato pensare all'acqua con funzioni irrigue, perché chiaramente le colture avevano necessità per fornire buone rese di essere irrigate. Soprattutto, ad esempio, nell'alta pianura, dove i terreni erano giarosi e aridi e quindi bisognava portare l'acqua, altrimenti non avrebbero potuto fruttare. Ma nel caso invece della media pianura e della bassa pianura i problemi erano diversi, cioè i problemi erano quelli di regimare l'acqua perché non danneggiasse le colture e portarla comunque dove la si voleva. Ma un altro ruolo fondamentale che l'acqua aveva era la funzione estetica, cioè l'acqua serviva per abbellire, per dare valore aggiunto a quello che c'era al di fuori delle architetture e quindi fontane, peschiere e qualsiasi altra cosa che potesse arricchire e dare bellezza. Pensiamo per esempio al ninfeo di Villa Barbaro a Maser, o pensiamo ai giardini che numerosissimi facevano da corollario alle ville venete tra il 5 e il 700 e poi sono diventati giardini all'italiana, giardini all'inglese nell'Ottocento, giardini romantici. Quindi funzione estetica che ci appare anche se guardiamo fuori da queste finestre e osserviamo il parco che esiste all'esterno, parco comunque ottocentesco. Ma un'altra funzione che spesso è misconosciuta o quantomeno non è tenuta in abbastanza considerazione è la funzione energetica, cioè la funzione che l'acqua svolgeva nel fornire forza motrice ai numerosi opifici che erano presenti nell'azienda agricola e che fornivano prodotti per la stessa azienda, ma in molti casi, moltissimi casi, e soprattutto a partire dal 600, 700, fornivano anche manufatti che poi andavano sul mercato di Venezia. Pensiamo per esempio alle cartiere, pensiamo ai setifici che erano disseminati in tutto l'entroterra veneto. Quest'acqua comunque arrivava alla villa e all'azienda legata strettamente, di cui la villa era il cuore pulsante, attraverso delle canalizzazioni, se la villa non era costruita lungo le rive di qualche corso d'acqua più importante. Nel caso della Roggia Contarina, l'acqua arrivava alla villa attraverso la Roggia Contarina e noi seguiremo un po' l'evoluzione di questa roggia dalla sua origine allo sviluppo successivo. E la storia di questa roggia è un po' paradigmatica
di tutto quel processo che ha fatto sì che nel Veneto si andasse strutturando, a partire dai secoli precedenti, ma soprattutto nel corso dei secoli veneziani, una ricchissima e elaboratissima rete idrica minore, costituita sia da corsi d'acqua naturali di piccole dimensioni, ma soprattutto da canali artificiali, e che non ha perso la sua funzione dopo la fine del periodo veneziano, ma anzi è andata implementandosi nel tempo e tuttora assolve la sua funzione di bonifica e di irrigazione del territorio. Quindi, diciamo, questa struttura che si è formata per servire quelle organizzazioni produttive che andavano nascendo in tutto l'entroterra veneziano, poi si è trasformata in una rete capillare che tuttora vivifica il nostro territorio. Ma entriamo nello specifico della Roggia Contarina, il cui nome ovviamente è legato alla famiglia Contarini, a cui si deve l'origine e il primo sviluppo. Ma non è solo questo, perché la Roggia Contarina è legata anche ad un'altra famiglia, quella dei Camerini, che è subentrata nell'Ottocento alla famiglia precedente. Qui vedete, non ho messo, manca l'immagine di un personaggio importante della famiglia Contarini, ovvero Marco Contarini, procuratore di San Marco, perché non ho trovato un suo ritratto e quindi mi resta il vuoto. Ecco, però questi sono i due personaggi che all'interno delle due famiglie, Contarini da una parte, Camerini dall'altra, hanno avuto più significato per lo sviluppo di questa roggia. Nel caso di Marco Contarini, proprio per aver impresso a questa roggia una sua vocazione manifatturiera, che poi si è mantenuta nel tempo. Forse è uno dei rari casi in cui la vocazione manifatturiera di una roggia, di una delle tante rogge presenti nel Veneto, non si è esaurita con la fine della Repubblica, ma si è protratta anche nei secoli successivi, divenendo poi motore di sviluppo industriale. Questo con un altro personaggio importante della famiglia Camerini, e cioè Paolo Camerini, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Vediamo un pochino come si è originata la Roggia Contarina. Quindi siamo nel 1558, a pochi anni di distanza dalla prima edificazione della villa. Naturalmente intorno alla villa ci sono dei terreni coltivati e i Contarini hanno bisogno di irrigare questi terreni, hanno bisogno di acqua. Il Brenta è vicino, però il Brenta in questa area non va bene per l'irrigazione perché ha un corso tortuoso, spesso esonda. Gli alvei primario e secondari cambiano spesso di direzione, quindi meglio rivolgersi ad acqua sorgiva. Ed ecco che abbiamo questo disegno era allegato alla prima supplica documentata di acqua presso i provveditori sopra i beni inculti, che tra l'altro questa magistratura era appena stata istituita
da un paio d'anni, ed era la magistratura che presiedeva le concessioni di acqua. Quindi questo disegno rappresenta il primo embrionale tratto della roggia contarina, che nasce prelevando acqua da una fontana sorgiva, cioè acqua risorgiva, in altri termini, lo vedete nel riquadro a destra. Si trova questa palù, questa zona, diciamo, di acqua risorgiva nei dintorni di Grantorto, quindi a nord di Piazzola. L'acqua viene incanalata e portata sino alla villa. Tutta quella linea contorta blu che vedete rappresenta il fiume Brenta, che come vedete è vicino, ma cambia continuamente corso e quindi non va bene. Facciamo un salto di circa 100 anni e la situazione è completamente cambiata. Quel piccolo tratto che abbiamo visto nel disegno precedente è quello che si trova all'estremità di destra di questa mappa. Ecco, tutto il resto rappresenta l'area attraverso la quale l'area diciamo di competenza della roggia contarina, perché in questi 100 anni i contarini hanno via via ottenuto altre autorizzazioni e sono riusciti ad avere acqua sia da altre risorgive e sia acque parzialmente provenienti da altre rogge, queste sì che estraggono acqua dal Brenta. Per esempio sono attribuite ai contarini parti delle acque della roggia Isacchina, della roggia Gribana, della roggia Monina e di altre rogge minori, tutte derivate dal Brenta. Quindi la roggia contarina diventa una afferente di tutte le acque che circolano in quest'area che va dal Brenta al Ceresone. Perché questo? Perché? Perché i contarini via via allargano le loro proprietà, aumentano le loro proprietà e iniziano a impostare la loro attività manifatturiera. Ci sono già dei mulini, c'è una seglieria che sono attivi, ma soprattutto con il procuratore di San Marco, Marco Contarini, si sviluppa ulteriormente questo tipo di attività e quindi c'è bisogno, l'acqua che abbiamo visto in precedenza non è sufficiente, abbiamo un'altra richiesta di acqua. Il procuratore Marco nel 1691 chiede e ottiene di poter estrarre direttamente acqua dal Brenta, 2 quadretti d'acqua. Il quadretto era l'unità di misura dell'acqua che si è usato sino a anche nel corso dell'Ottocento, comunque un'unità di misura aleatoria che in realtà non diceva molto sulla quantità di acqua che entrava in questi canali artificiali. Ci sono dispute molto ricche che riguardano la definizione della quantità di acqua realmente entrante in un canale, soprattutto nell'Ottocento, quando si comincia a misurare l'acqua non più in quadretti ma in litri o metri cubi al secondo, per cui le antiche investiture veneziane, che erano in quadretti, non si capisce più a cosa corrispondessero. Vabbè, chiusa la parentesi, questa acqua, questi 2 quadretti d'acqua che vengono prelevati dal fiume Brenta vengono immessi nella roggia contarina e vanno a implementare la roggia contarina. Ecco, questo processo origine di un piccolo tratto di canale e poi successivo ampliamento è comune a molte
delle rogge nate sia in periodo veneziano ma sia anche in periodi precedenti. Come è molto comune, non è questo il caso, del diramarsi di questi canali in canali secondari, in filiali. Per esempio il caso della roggia Rosà, che è estratta dal Brenta in riva sinistra, poi si suddivide in 3 canali minori, oppure altre rogge, come la roggia Dolfina per esempio, anch'essa estratta dal Brenta in sinistra Brenta, che si suddivide in ben 5 canali minori, e poi questi si suddividono ancora, e quindi si forma quella rete così intricata e così complessa, come anche vi rendete conto che la nascita di questa rete idrica minore non è una nascita, una organizzazione, una strutturazione ordinata, nel senso che a seconda delle concessioni fatte ad un determinato soggetto, l'acqua attraversava un territorio, sovrapassava o sottopassava canali preesistenti, e quindi si formavano degli incroci, delle sovrapposizioni, delle manufatti chiamate botti, chiamate sifoni, chiamate ponti canale. Ce ne sono tantissimi nelle mappe che si consultano per rendersi conto, insomma, di tutto questo. Diverso invece è il caso della Brentella di Pederobba, se rimaniamo nell'area compresa tra il Brenta e il Piave, dove lì abbiamo una strutturazione più organizzata, ma perché il sistema della Brentella, costituito da un unico canale che derivava acqua dal Piave e poi si suddivideva in seriole secondarie, nasce con una visione unitaria, non nasce per volontà di un privato, ma nasce per volontà della città di Treviso, e c'è un progetto unitario alla base. Nella maggior parte dei casi abbiamo una situazione come quella della roggia Contarina. All'epoca del procuratore di San Marco, la roggia Contarina alimentava 2 mulini da grano, un follo da panni, un maglio, una segheria, una pila da riso, un setificio. Ecco, se escludiamo il maglio e forse la segheria, che potevano servire le necessità dell'azienda agricola, gli altri opifici producevano e macinavano per prodotti che andavano al di fuori del territorio, andavano a Venezia. Soprattutto per esempio nel 600-700 nascono in tutto il territorio tantissimi setifici o anche moltissime cartiere, in questi casi con una organizzazione del lavoro di tipo quasi industriale. Quindi possiamo dire che tutto l'entroterra produceva, grazie alla forza motrice dell'acqua, produceva per Venezia. Ecco, qui abbiamo un disegno che però è successivo. Abbiamo un disegno dove si vedono tutti gli opifici presenti a Piazzola, subito alla sinistra, mettendosi con la villa alle spalle, subito alla sinistra della villa. Sono tutti gli opifici che ho nominato prima, tranne un mulino da grano che invece si trovava più a nord, a Presina, in una località chiamata Presina, e di cui parleremo tra un attimo. Ecco, funzione estetica. Nel caso di Villa Contarini, diciamo la funzione estetica era abbastanza
non esisteva un giardino di grandi dimensioni. Quello che voi vedete adesso è un ampliamento ottocentesco ottenuto dalla bonifica di una risaia che si trovava alle spalle della villa. Il giardino era piccola cosa, vedete questi due parterre davanti alla villa, però la funzione estetica e scenografica, direi, era assolta dalla peschiera che vedete sulla destra della villa. Siamo all'epoca del procuratore di San Marco, quando Villa Contarini assurge al suo massimo splendore. Era un luogo di rappresentanza, oltre che un luogo di villeggiatura e oltre che cuore dell'azienda agricola, era un luogo di rappresentanza dove il procuratore di San Marco svolgeva anche attività politica e invitava dei personaggi illustri che venivano anche dal resto dell'Europa. Poi sappiamo che aveva il gusto, la passione per le scenografie e le attività teatrali, e quindi la peschiera, le peschiere perché erano due, serviva, ecco qui la vedete, si vede molto meglio la peschiera, e alla destra della peschiera vedete quella casetta con le ruote, sono i mulini, che non erano solo mulini da grano, lì erano concentrati tutti gli opifici all'epoca. Ecco, questa volevo farvi vedere. Si svolgevano, all'interno della peschiera si svolgevano degli spettacoli scenografici, degli spettacoli teatrali. Questa è una nauromachia. Sappiamo che se ne sono svolte diverse per allietare la presenza degli ospiti. Facciamo un altro salto, qui siamo in epoca dei camerini. I camerini acquistano la villa all'inizio del 1800. Silvestro Camerini è colui che acquista la villa. Silvestro Camerini era un personaggio particolarissimo, perché nato come scariolante, dopo costruendo strade e acquistando tenute sia nella zona del Ferrarese sia in questa zona, diventa un grosso, insomma fa una grandissima, si arricchisce moltissimo e lascia in eredità al nipote Luigi e poi al figlio di quest'ultimo Paolo una grossissima eredità. Ecco, Paolo Camerini, quindi il bisnipote di Silvestro, è colui che coglie la vocazione manifatturiera della Roggia Contarina e la sviluppa, razionalizza la sua distribuzione e sviluppa al massimo questo tipo di utilizzo, diventando un industriale che grazie all'energia motrice dell'acqua impianta a Piazzola un certo numero di fabbriche, e Piazzola diventa, da piccolo villaggio qual era al tempo dei Contarini, diventa il principale polo industriale della provincia di Padova. Ma Paolo Camerini riorganizza la distribuzione dell'acqua, ma anche dà un'impronta urbanistica alla cittadina di Piazzola. Ecco, vedete in questo disegno tutti i riquadri rappresentano proprio la struttura urbanistica del luogo, con la distribuzione dell'acqua un po' dappertutto. Queste sono le fabbriche
impiantate da Paolo Camerini: uno iudificio, una fabbrica per la produzione di concibi chimici e colle, una fornace da laterizzi, fabbrica per conserve alimentari, oltre all'ampliamento della filanda preesistente e a un certo numero di fabbriche minori, lasciandoci un bellissimo esempio di archeologia industriale. Questo è quello che si può vedere andando in giro per Piazzola, resti di fabbriche, di edifici industriali fortunatamente restaurati e tuttora utilizzati e vivibili in qualche maniera. Ecco, il parco che viene allestito in epoca cameriniana è quello che vedete al giorno d'oggi, che è stato recentemente restaurato sia nella parte arborea di cui parlerà tra poco un altro relatore, e sia nella parte idraulica. Il Consorzio Brenta ha fatto questa operazione di restauro di tutta la parte idraulica e quindi l'acqua della Roggia Contarina è tornata a sgorgare e a abbellire e vivificare il parco. Però non è finita qui, nel senso che Paolo Contarini utilizzò l'acqua della Roggia per fini industriali, però appena le tecnologie resero possibile ricavare energia elettrica a corrente alternata, egli impiantò sui salti della Roggia delle centraline idroelettriche, che quindi passò dalla forza motrice dell'acqua all'energia elettrica. Tra l'altro, grazie alla Roggia Contarina si ebbe la prima illuminazione pubblica di Piazzola. Oggi, di tutta l'attività industriale, diciamo che la vocazione industriale della Roggia si è un po' spenta, perché attività industriali qui a Piazzola non si sono mantenute dopo l'epoca dei Contarini, però recentemente è stata riscoperta la possibilità di produrre energia elettrica dai piccoli salti presenti sulla Roggia, e quindi sono state riattivate alcune centraline elettriche, in particolare quella di Presina, dove era presente un antico mulino, e è stato anche restaurato e portato, diciamo, a arricchire l'ambiente il bacino di raccolta dell'acqua della Roggia Contarina, che si trovava annesso al mulino e quindi alla centralina elettrica lì presente. Ecco. Oggi la Roggia Contarina è tuttora utilizzata sia per fini irrigui, sia per fini di bonifica e sia per alimentare questo bacino restaurato, che comunque è una ricchezza per l'ambiente. Grazie.